Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Con questa settimana riprendiamo le nostre trasmissioni fresche per stare sul pezzo. Durante il periodo natalizio delle festività avete avuto il meglio le repliche, ma adesso sono trasmissioni che vengono fatte di volta in volta, quindi siamo con voi e soprattutto con i nostri ospiti e con i temi purtroppo diciamo di attualità, perché non c'è mai una volta che riusciamo a trattare un tema di attualità che sia piacevole, sereno, che ci siano notizie confortanti. Avevamo l'intenzione di farlo, l'idea era proprio quella di parlare di crescita, di sviluppo, di un sorriso che ci può essere, ma ai noi la cronaca la fa da padrona. E allora vediamo come si vanno a delineare gli scenari del nostro paese, ma anche del mondo intero, alla luce dei recentissimi e molto gravi fatti che si sono verificati. Il sistema Europa, il titolo vuole essere una provocazione, ma anche un motivo per fare delle analisi un po' più approfondite e complesse. Viene messo in discussione. L'Europa è sotto attacco, alcuni ravvedono che ci può essere questo problema. Anche il fatto odierno, l'attentato che si è realizzato a Istanbul, che ha visto colpiti dei turisti, peraltro sembrano 8 turisti tedeschi, comunque turisti europei. Non è stato un attacco alle istituzioni come sembrava, ma un attacco proprio deliberatamente attuato in una piazza dove c'erano delle persone che erano turisti da altri paesi. Fatti che si sono verificati in Germania, gravissimi, contro abusi contro le donne. Anche qui comunque stranieri e europei. Come vederla? Sotto che ottica? Qui ci sono diversi punti di vista, diverse modalità di analisi. Fatto sta che purtroppo i governi, quindi i nazionalismi, imperano, prendono dei provvedimenti molto importanti, alzano delle barricate, anche Schengen, e poi cercheremo di spiegarvi che cosa vuol dire la portata di Schengen con il nostro esperto, viene messa seriamente in discussione. Cosa comporta tutto questo? Quanto può compromettere le dinamiche politiche, istituzionali, economiche delle nostre realtà? Quanto ci tocca da vicino? Attenzione, perché non sono cose che capitano là e qui non possono verificarsi, assolutamente. Vediamo di parlarne insieme con i nostri interlocutori, i nostri esperti, e quindi come sempre ben ritornato Luigi Sposato, presidente di Eurointerim, grazie di essere qui con noi. Grazie, buonasera e buon anno a tutti. Ecco, infatti, buon anno, speriamo che possa esserlo veramente. Ben arrivato Serafino Pitingaro, che è capo ufficio studi di Eurosportello Veneto e quindi una voce dall'Europa direttamente. Grazie di essere qui. Monica Tramontani, imprenditrice che viene dall'Oman e opera all'estero, grazie anche a lei. Buonasera. Shorz Surme, giornalista curdo con un'esperienza internazionale, con un occhio anche molto attento a queste dinamiche. Purtroppo i curdi sono presi di mezzo anche in questa occasione, anche in questo recentissimo attentato, per cui ci darà la sua opinione. Alessandra Stivali, ben ritornata. Grazie di essere qui con noi, segretaria confederale della CGIL di Padova, con esperienza di flussi migratori, ma non soltanto di stranieri, eccetera. Federica Pietrogrande, Lega Nord Padova, presidente del Consiglio Comunale a Padova, grazie anche a lei. Buonasera a voi. Tra l'altro Padova centro dell'attenzione più volte per questioni di gestione anche sociale, di sicurezza pubblica, anche quest'oggi si è pronunciato il sindaco al riguardo, insomma ci sono dinamiche abbastanza calde che vengono affrontate, quindi può essere anche una città campione a questo livello. Emanuele Tosi, esponente di Fare, ben arrivato anche a lei. Buonasera. Allora, prima di incominciare vediamo un po' il nostro primo servizio di apertura, un po' così come stimolo per dare il là, che nasce dai recenti fatti. Appunto si parla di nuove chiusure, nazionalismi più forti, vediamo un po' insieme. La risposta ai fatti di Colonia è arrivata più di una settimana dopo. Riguardo alle violenze subite da decine di donne, da Mainz, dal congresso del suo partito, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto che il diritto di asilo può essere perso da chi compie crimini. Saranno espulsi dalla Germania tutti i profughi condannati, anche quelli con la condizionale. Das heißt, dass das Recht auf einen Aufenthaltsstatus und auf ein Asylverfahren. Il diritto a uno status di residenza e a una procedura di asilo può essere perso se qualcuno è condannato alla libertà vigilata o al carcere. I delinquenti seriali che ripetutamente rapinano o attaccano le donne devono sentire tutta la forza della legge. Sozusagen dann auch die Härte des Rechts spüren.
Chissà se basterà a calmare la rabbia che monta soprattutto a Colonia, dove in giornata erano in programma cortei di opposti schieramenti. La manifestazione di Pegida, il movimento di estrema destra populista contro l'immigrazione, è stata sospesa. Troppa la tensione che si è creata con i gruppi di sinistra antirazzista, scesi in piazza nello stesso luogo e nello stesso momento. Allora, io vorrei cominciare con lei, Serafino Pitingaro. Può essere questo un attacco all'Europa? Lasciamo stare poi le dinamiche che vanno oltre, ma come la si può vedere dall'esterno? No, diciamo che forse parlare di attacco all'Europa forse mi sembra un po' eccessivo. Cioè, io vedo che diciamo, si paventano dei pericoli che possono, diciamo, che al momento riguardano, diciamo, le persone fisiche. E quindi da qui discende un po' quelle che sono state le chiusure temporanee della zona Schengen per finora 6 paesi, tra cui la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e così come anche la Danimarca. Quindi per il momento e questo significa che ci sono delle limitazioni nella circolazione delle persone, che è stato un bene prezioso per, come dire, per quello che si chiama il mercato domestico nazionale e che ha portato benessere a quasi 500 milioni di cittadini in Europa. Di fatto alcune precauzioni vanno prese e quindi alcuni paesi si sono mossi in questa direzione. Io penso che diciamo, il fatto di rafforzare le frontiere e quindi di controllare l'ingresso e i flussi di stranieri sia una reazione abbastanza, come dire, naturale che alcuni paesi ne possono avere, ma sicuramente non è la soluzione, insomma, ecco. E io vedo in questa posizione come dire, non dei pericoli immediati neanche sotto il profilo economico. Quindi non dovrebbero esserci ripercussioni, perché la preoccupazione di molti anche imprenditori nostrani che hanno visto un respiro dall'export, eccetera, è stato proprio in questi termini. No, in realtà è noto che Schengen riguarda la circolazione di persone e non di merci. Ecco. Va da sé che diciamo, una stretta dei controlli sui flussi appunto, di persone tra questi paesi, quindi all'interno dell'area Schengen, potrebbe, diciamo, però non nell'immediato, creare delle difficoltà anche sull'interscambio delle merci. Di fatto questo, diciamo, è una possibilità che, almeno per quanto riguarda il Veneto, non dovrebbe essere così, come dire, preoccupante. Mi spiego meglio. Il Veneto, ad esempio, adesso parliamo del paese, ma in particolare appunto della nostra regione, e quindi dando anche una risposta a quelli che sono gli imprenditori del nostro territorio. Il Veneto ha un saldo commerciale con l'estero positivo di circa 15 miliardi di euro all'anno. Di questo saldo commerciale, un terzo dipende da paesi dell'area Schengen, 2/3 dal resto del mondo. Quindi questo cosa significa? Che eventuali preoccupazioni e conseguenze che possono essere, diciamo, un passaggio successivo a quello appunto dei controlli sulle persone, riguarderebbe una fetta piuttosto circoscritta appunto di interscambio e quindi di saldo intorno ai 4,4 miliardi di euro. Ecco. E diciamo, tra i paesi che hanno provveduto a chiudere temporaneamente gli spazi con riferimento al Trattato di Schengen c'è solo la Francia che ha un saldo commerciale nettamente positivo nei confronti della nostra regione, sono più di 2,5 miliardi, insomma. Gli altri 5 paesi, Germania, Danimarca, Paesi Bassi e quant'altro, hanno nei confronti del Veneto un saldo negativo. Quindi diciamo che da questo punto di vista mi sentirei di tranquillizzare gli imprenditori, nel senso che appunto in primo ordine perché in questo momento si sta parlando di persone e non di merci, e secondo
diciamo, perché la portata è piuttosto limitata. Forse è più probabile che un aumento, quindi una chiusura temporanea diciamo, sul versante, diciamo, del Trattato di Schengen può determinare, diciamo, maggiori controlli alle frontiere e diciamo, in maniera indiretta anche in qualche modo sulle merci, quindi potrebbe rallentare in qualche modo, cioè i maggiori controlli possono rallentare i flussi. Ecco, sì. Ma non diciamo azzerarli, ecco, questo è un po'. Elena parlava focalizzava l'attenzione sulla difficoltà e sulle eventuali ripercussioni negative sulla bilancia commerciale, sì. No? Questo è il punto. Quindi lei dice che queste restrizioni potrebbero non essere determinanti. No. E allora le voglio chiedere io, quindi che cosa potrebbe essere determinante per causare un rallentamento delle nostre esportazioni? Per esempio gli attentati che ci sono in Turchia, che magari destabilizzano l'imprenditore che voglia delocalizzare, possono essere questi gli elementi? Diciamo che questi rappresentano un elemento di maggior preoccupazione rispetto a quello che riguarda Schengen. Per quanto riguarda l'ambito della bilancia commerciale? Questo sicuramente sì, perché naturalmente il clima che caratterizza un paese piuttosto che un altro, soprattutto dove c'è uno stato di tensione e di agitazione, può determinare e può innescare delle preoccupazioni e che possono frenare in qualche modo l'apertura internazionale verso questi paesi. Perché adesso poi c'è tutto il versante del Nord Africa, Centrafrica, la parte esatto. del Medio Oriente, è tutta in subbuglio, prendiamoci dentro anche la Turchia, che adesso diventa abbastanza limitativo il nostro panorama. Per carità, gli Stati Uniti si sono ripresi, la Cina non si capisce dove sta andando, quindi non è che abbiamo grande... Esatto, e poi a questo va aggiunto che, diciamo, un eventuale, però io la considero abbastanza remota come possibilità, come dire, dissolvimento, insomma, dell'area Schengen, no? Comporterebbe per i singoli stati un onere elevato in termini di controlli, cioè l'area Schengen, diciamo, ha garantito, diciamo, anche un risparmio di spesa perché è riuscita a spalmare su un'area molto vasta di 26 paesi quelli che erano i controlli e a creare, come dire, un territorio che rispetto ai paesi terzi rappresentava comunque un bacino e un mercato che si sosteneva e che quindi creava sviluppo e benessere per appunto per quest'area. Nel momento in cui si creano queste per il momento momentanee sospensioni che magari potrebbero forse diventare definitive, allora si pone un problema proprio di sostenibilità, diciamo, di quelli che sono i controlli che ogni singolo paese deve avere con il resto del mondo e quindi di tutti quei rapporti, anche ricostruire tutti quei rapporti bilaterali con i paesi che magari sono oggetto di tensione. Lei sta dicendo che da Schengen quindi ci sono stati dei paesi che hanno avuto dei benefici e altri un po' meno. Esatto, sì. Schengen, diciamo, come diciamo, l'Unione Europea o comunque, diciamo, tutto quello che fa parte, diciamo, del mercato domestico europeo ha senza dubbio, e noi l'abbiamo dimostrato. L'Italia ci ha guadagnato o ci ha perso? Ma diciamo che... Lo mette in difficoltà subito. Allora, diciamo, come paese fondatore e come grande paese europeo diciamo, è risaputo che l'Italia è un paese donatore nei confronti dell'Unione Europea, su questo non ci piove, no? Non è un paese beneficiario, ecco. Quindi contribuisce, anche se in misura minore, a quello che è il benessere dell'intera Unione Europea. La Germania, la Francia, la Spagna, l'Italia, il Regno Unito, insomma, ecco, diciamo che l'Italia contribuisce, diciamo, quindi dà più che ricevere, però ecco, dobbiamo tener conto di, diciamo, nel momento in cui si misura il beneficio di quella che è stata la sicurezza che Schengen ha garantito, diciamo, e quello che anche l'Unione Europea, quella che era la Comunità Economica Europea, ha garantito in 50 anni, diciamo, di storia continentale. Ecco, prima di passare ai nostri due esperti anche esteri, che dopo voglio darle anche la parola, perché voglio vedere, faccio il giro così dopo ci arriviamo, che traggono anche le conclusioni. Più politico, però anche con grande realismo, eccetera, prendendo lo spunto da quanto diceva il nostro Serafino Pittigaro, ma anche dalla provocazione che vuole essere, secondo voi
è messo in discussione il sistema Europa, anche valoriale, perché poi qui si toccano anche i valori fondanti dell'Europa, di principi di democrazia acquisiti con il tempo, valori di libertà, di espressione, diritti, e si mettono civiltà, confronto e metodiche di azione veramente e completamente opposte, inspiegabili, perché anche gli attentati dell'ISIS hanno una matrice, poi andremo a vedere anche appunto con il nostro giornalista, ben precisa, politica, sotto economica, però si innestano con dinamiche completamente diverse da quelle con cui l'Europa era abituata a operare in grandi paesi. Come la vedete? Vado io? Sì. Sì, innanzitutto bisogna fare un po' di chiarezza. In merito, parto da Schengen per poi arrivare al resto. In merito a Schengen, gli obiettivi principali di Schengen, tutti si fissano sempre e solo su un unico obiettivo, che è quello di allentare i controlli sistematici nelle frontiere interne all'area Schengen, ma Schengen aveva anche un altro importante obiettivo, che è quello di rafforzare i controlli alle frontiere esterne all'area Schengen. È lì che l'Europa dovrebbe intervenire, ovviamente dovrebbe intervenire l'Europa. Il problema è che l'Italia è stata lasciata per troppo tempo, troppo sola, l'Italia e in parte anche la Grecia. Per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, noi e la Grecia siamo il porto del Mediterraneo, è ovvio che arrivano qui. Di 10 che arrivano qui, 9 se ne vogliono andare. Ma adesso il problema è sulla Germania e sulla Francia, che sono loro che hanno preso i provvedimenti, e la Danimarca che dice che non perché adesso più. È arrivato da loro. Allora, quando Flavio Tosi un anno fa diceva il problema è che quando arrivano qui noi li dobbiamo far passare con un permesso umanitario perché il problema diventa europeo. Se il problema non diventa anche loro, anche tedesco, anche francese, sarà sempre e solo un problema italiano e noi da soli non riusciamo a gestirlo. Il vero problema, oltre a Schengen, è il regolamento di Dublino 2, che volevo leggervi un piccolo tratto. Se il richiedente asilo ha varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro, quest'ultimo è competente per l'esame della sua domanda di asilo. 2003, governo Berlusconi, c'eravamo anche noi, mi metto dentro anch'io perché anch'io ero in Lega allora. E in poche parole, il paese che accoglie i migranti poi se lo deve tenere. È qui che bisogna intervenire. Quando qualche settimana fa l'Unione Europea ci ha minacciato le sanzioni, ha minacciato l'Italia le sanzioni perché noi non andiamo a schedare i migranti, perché non prendiamo le impronte digitali. Ma ce le abbiamo le sanzioni, cioè, sì, ce le paghiamo. Ma noi abbiamo detto, ce ne freghiamocene, facciamoli passare, non prendiamo impronte digitali, se li schediamo qui in base a questo trattato ce li dobbiamo tenere. E fra un anno, 2 anni, 3 anni ci daranno 1 milione di euro di sanzioni. Cosa sono in confronto ai miliardi di euro che dobbiamo sborsare per gestire il programma di immigrazione interno? Facciamolo diventare europeo e gestiamolo a livello europeo. Chiarissimo. D'accordo? Ma io non sono assolutamente d'accordo, mi dispiace con il collega Tosiano, ma abbiamo due visioni diametralmente opposte. Proprio l'idea di Flavio Tosi di far passare i migranti, di lasciare il libero accesso all'Italia e poi disperderli in Europa, secondo me è la causa del fatto che in questo momento ci troviamo con la chiusura di Schengen da parte degli altri paesi. Allora, l'Italia ha perso completamente qualunque tipo di credibilità abbia mai avuto, già ne aveva poca, a livello europeo non contiamo niente, a livello internazionale l'Europa conta ancora meno, quindi già siamo in una posizione di grande debolezza. Aver dimostrato che l'Italia fa entrare in modo indiscriminato e poi fa disperdere in giro per l'Europa migliaia di migranti ha fatto sì che il problema non solo è diventato europeo, ma ha comportato che ogni paese cercasse una propria difesa. È inevitabile. Ha ragione il collega quando dice che Schengen funziona nei limiti in cui le frontiere esterne di Schengen vengono difese. Questo è senz'altro un problema oggettivo e in quel senso l'Europa avrebbe dovuto intervenire. Su questo sì sono d'accordo, e cioè l'Europa avrebbe dovuto intensificare i controlli alle frontiere per fare in modo che Italia e Grecia non diventassero quei colabrodi che sono. Il problema poi dell'identificazione dei clandestini è un problema enorme e non può essere risolto dicendo facciamo finta che non ci siano e non identifichiamoli, perché questo è un problema che acuisce
la possibilità della repressione dei reati commessi in Italia. Se io sono il signor nessuno, non ho nessun timore di commettere reati, di delinquere, di fare qualunque cosa, perché tanto non verrò mai punito, perché sono un fantasma sostanzialmente. Posso entrare, venire, spostarmi. Il problema è che quando gli altri paesi chiudono Schengen, noi ce li ritroviamo tutti in Italia. Quindi in questo modo non abbiamo ottenuto nessun risultato. Che cosa bisogna fare realmente? Realmente bisogna intervenire nei paesi da dove i migranti escono. Questo è il primo problema. E verificare la reale necessità e la reale esistenza degli status che vengono riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Sono tre. Lo status di rifugiato, la sussidiarietà e l'umanitaria. Sono tre gli status che danno diritto all'asilo. E sono dei requisiti abbastanza ampi, cioè comprendono non solo la presenza di guerre, ma anche persecuzioni per motivi razziali, religiosi, eccetera. Quindi è già un ambito molto alto. Il problema è che il 95% dei migranti sono migranti economici, che quindi arrivano con grande frustrazione, per cui hanno desiderio di benessere, intravedono in paesi come possono essere i paesi occidentali un benessere al quale ambiscono, e non essendo in grado di inserirsi in questo contesto sociale, perché la crisi economica che noi stiamo vivendo purtroppo è qualcosa di irripetibile negli ultimi anni, non riuscendo noi ad assorbire i migranti, comporta che si prendono con la forza quello che non riescono a ottenere in modo legale. Che poi ci sia un enorme, grandissimo divario di cultura è determinato da quello che sono gli ultimi accadimenti. A Padova oggi c'era la condanna di un richiedente asilo che aveva molestato, ma è un caso. Il problema è che la giustizia comunque non funziona, e quindi prima di arrivare a processo, a condanna, eccetera, ci sono dei tempi biblici, e frattanto gruppi di migranti che si riuniscono come a Colonia provocano quelle situazioni assolutamente ingestibili e inammissibili a livello di civiltà. Stiamo parlando di due civiltà che non hanno nessun tipo di punto di incontro, perché quando la donna è considerata un mero oggetto che può essere trattata in qualunque modo, alla stregua di un animale, io non vedo punti di incontro. Volevo chiedere, ma secondo lei il fatto di intervenire nei paesi di origine quanto ridurrebbe il problema in termini di percentuale, in termini di afflusso? Ma io penso che senz'altro lo potrebbe dimezzare. Perché e in quanto tempo pensava, in un lasso di tempo, perché per riuscire a tirar su, a far emergere le loro economie, perché qua si tratta di questo. Quando avevamo gli accordi con la Libia, gli sbarchi si erano interrotti, questo mi pare un dato di fatto inconfutabile. Ora, certamente se per esempio l'UNHCR, invece che fare le commissioni di verifica dello status di rifugiato in Italia, e sono state moltiplicate con dei costi allucinanti e dei numeri allucinanti, stiamo parlando di un anno. Molti mancati riconoscimenti sono purtroppo anche voluti perché di conseguenza poi bisognava prendere atto di questa, non dico che sia giusto, purtroppo è avvenuto anche questo. I mancati riconoscimenti dello status? Sì, dell'identificazione. Dell'identificazione, certo, ma i migranti si rifiutano di essere identificati per un duplice motivo. Quello che dicevo prima, cioè la possibilità di delinquere in modo indiscriminato, e secondo il fatto di essere costretti a rimanere in Italia. A parte che comunque anche questo di oggi è stato dato un'identità falsa, un nome falso. Ma voglio dire, possono dire quello che vogliono, l'età che vogliono. Ma porti pazienza, in commissione per la concessione dello status di rifugiato, che ho visto personalmente, chiunque, tutti, il 95% dei richiedenti arrivano senza documenti. Quello che è il permesso di soggiorno che viene poi accordato nel periodo di attesa per recarsi in commissione è sulla base di un nome qualunque che tu mi hai fornito, con una data di nascita totalmente teorica. Sa quante verifiche sono state fatte circa la reale minore età dei richiedenti asilo? Molti hanno un aspetto che per sua conformazione chiaro.
e quindi richiedono delle verifiche ossee. Presidente, come ha considerato l'ingresso con acclamazione all'aeroporto di Berlino, mi sembra, dei tedeschi quando arrivavano i primi extracomunitari? Perché lì c'è stata veramente una situazione un po' paradossale. Sì, ma come considera quello e come considera adesso questa chiusura che sembra che si vada a delineare sempre più netta, diciamo? Come considera questi estremi? Perché adesso si va alle elezioni. Tutto quello che sono le marce sulla pace, le acclamazioni, i manifesti, eccetera, sono pietosi buonismi. Cioè è facile attirarsi consensi sulla base di posizioni diciamo che possano essere simpatiche o comunque che creino empatia. Quindi a nessuno piace avere il ruolo del cattivo. Adesso si sta passando a una situazione ma una via di mezzo non ci sarebbe potuta essere. Una via di mezzo avrebbe potuto essere realizzata nei limiti in cui ci fossero state delle regole chiare e persone che fossero deputate a farle rispettare. La realtà dei fatti è che noi abbiamo tantissimi principi e nessuno dei quali viene attuato. Vogliamo parlare dell'ultima trovata di Renzi di oggi? Aboliamo il reato di clandestinità. No, sembra di no, sembra di no. Questa è la soluzione. Abbiamo depenalizzato centinaia di reati a settembre perché erano considerati reati bagatellari, introdursi in casa da altri, piccoli furti, e che sarà mai? Non intasiamo la giustizia, no? Depenalizziamo. Come risolviamo il problema degli ingressi clandestini? Depenalizziamo anche il reato di clandestinità. Dopo approfondiamo. Dopo entriamo. Dopo parliamo anche di questo. Un attimo solo, io do la pubblicità che incombe. Sì. Per cui, dopo Alessandra Stivali che sta dilatando l'occhio, cioè, la vedo in palpitazione, per cui do la parola a tutti quanti. Un attimo solo, pubblicità, pochi secondi, restate qui con noi e poi continuiamo questo discorso.